Sì, Fabio è un giocatore importantissimo per noi, è stato la nostra regia da settembre, da quando abbiamo cominciato, ed è stato un giocatore fondamentale fino ad oggi. Oggi per problemi lavorativi non era presente qui al campo, ma credo che la forza di questa squadra, lo vado dicendo da settembre, sia proprio il gruppo. E oggi un giocatore come Fabio, questa squadra è riuscita a non far sentire la mancanza in campo. Nel centrale di centrocampo oggi abbiamo avuto Marco Gavioli, che secondo me è un giocatore eccezionale, un giocatore poliedrico, lo può giocare in tante parti del campo, il nostro Jolly, ed ha fatto una partita secondo me eccezionale, perfetta, e a detta di tempi della squadra. E Martini è entrato, poi successivamente ha giocato lui da centrale, ha fatto uguale una partita stradignitosa, perfetta, ma ripeto, in quel ruolo di centrocampo è uno dei ruoli più difficili, soprattutto per quanto riguarda il calciotto, ma se c'è una squadra intorno che si sacrifica e si muove bene, aiuta sicuramente il compagno che è in quel ruolo, ma come in tutti i ruoli. Noi siamo gruppo e stasera l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta. Sì, la Lazio Cinica per me ha fatto una partita buona come le altre volte. Oggi siamo andati subito in vantaggio, abbiamo raddoppiato subito. Si vedono dei miglioramenti fin dall'inizio per quanto riguarda l'aggressività sotto porta, ma nessuno nasce imparato, cioè, man mano le cose verranno a migliorare. Logicamente con il tempo la squadra si sta affiatando sempre di più, migliora tanti meccanismi, si conoscono sempre più. Io un plauso che devo fare ai miei ragazzi è proprio questo, giocano a memoria, ormai si conoscono bene, ognuno sa il movimento, ognuno sa quello che deve fare in campo, ci mette tutto dall'inizio alla fine, e questo per me, per la dirigenza, per Simone Pancione, il mio vice mister, per Alessandro Cappelli è un motivo di vanto, cioè noi lavoriamo proprio dietro a questo gruppo affinché loro siano squadra, e stasera non voglio ripetermi. Oltre la vittoria, la cosa che mi ha entusiasmato più di tutti è che ho visto veramente un gruppo forte in campo.